Al via oggi presso l'Hotel della Valle, organizzato dalla società Omnia Congress di Agrigento, il primo meeting del Club Mediterraneo in oftalmologia. Il corso è stato presentato dal dottor Anthony Charles Marturano e dalla dottoressa Anna Maria Sabella, responsabile scientifico. Diverse le sessioni in cui si è articolato il convegno. La prima, quella relativa alla chirurgia della cataratta, quali le novità. Quindi a seguire la moderna chirurgia della cataratta. Nella seconda si è discusso della chirurgia del vitreo della retina. Parliamo di questo convegno, ecco quanto è importante anche l'aggiornamento tra colleghi e l'approfondimento oggi in questo caso qui ad Agrigento. Certamente oggi il congresso è molto partecipato, dopo 3 anni di fermo i ragazzi, i colleghi hanno voluto approfondire alcuni aspetti nuovi della nostra professione e soprattutto l'introduzione del laser a fermosecondi nella chirurgia della cataratta, che è una nuova realtà che è arrivata ad Agrigento e da Agrigento raggiungerà il resto dell'Italia, perché Agrigento è, insieme con il Veneto, la capofila in questo nuovo settore della chirurgia della cataratta. Dottore, ecco, qual è la situazione nel settore qui nella nostra provincia? Diciamo che è una situazione veramente eccezionale, perché è una provincia che conta ridottissime liste d'attesa per quasi tutti gli interventi della chirurgia oculare. Eseguiamo gli interventi sulla retina, sul glaucoma, ma soprattutto sulla cataratta, che è la nostra patologia più frequente, e non abbiamo praticamente liste d'attesa, se non un mese, poco meno di un mese di lista d'attesa per effettuare questi interventi, mentre in altre province, in altre regioni si aspetta addirittura anni. E questo rappresenta un forte fattore di attrazione verso le nostre strutture. Ecco, ci sono anche partner, oggi colleghi che arrivano da fuori, che danno anche la propria esperienza in questo senso. Quanto è importante anche questo momento di simbiosi tra le realtà diverse? Molto importante, perché oggi ci confrontiamo proprio per capire, per cercare di riorganizzare l'attività della chirurgia della cataratta in vista di queste nuove tecnologie che stiamo introducendo nelle nostre sale operatorie. Il post-Covid com'è, dottore? Diciamo che le cose stanno riprendendo. L'anno 2000 e 2021 sono stati anni particolarmente difficili per le nostre strutture, perché a causa del Covid, a causa di tutto quello che è successo, i volumi di attività si sono ridotti. Stanno riprendendo quest'anno e noi speriamo di raggiungere la piena operatività nel 2023. C'è da stare, diciamo, un po' più tranquilli, no? Io credo di sì, Bisogna non abbassare la guardia, ma bisogna essere ottimisti, perché la situazione pandemica sembra che stia risolvendosi. Allora, parliamo intanto di questi momenti post-Covid di approfondimento che ritornano finalmente in presenza. Dottore, quanto sono importanti? Sì, sicuramente sono molto importanti. Oggi è una bella giornata perché è un'occasione sicuramente di confronto, di crescita. Tra l'altro in questo congresso stiamo affrontando un po' quasi tutti, diciamo, gli argomenti principali sia della chirurgia della cataratta, chirurgia della retina, e quindi queste giornate per noi sono importanti perché contribuiscono alla nostra crescita professionale. Tra l'altro, appunto, venendo dal periodo del Covid, sono i primi congressi che riusciamo a fare in presenza e quindi sono sicuramente delle occasioni belle, importanti per noi. Di approfondimento, Sì, culturale. Ecco, la situazione a Sciacca, lei, visto che, diciamo, controlla, lavora, verifica su Sciacca, qual è la situazione? La situazione a Sciacca è buona, perché sicuramente nel periodo del Covid abbiamo avuto un lieve rallentamento, però ormai stiamo riprendendo con ritmi che possiamo definire quasi regolari e speriamo sicuramente all'anno prossimo di poter fare sempre meglio. Tra l'altro in questo congresso vengono colleghi che vengono sia dalla provincia di Agrigento ma anche da altre province, perché Sciacca spesso abbiamo pazienti che vengono anche dalla provincia di Trapani e quindi riusciamo a confrontarci anche con questi colleghi. A livello della nostra provincia, qual è il nostro settore rispetto anche alle altre realtà siciliane, dottore? Allora, noi pensiamo che il nostro livello e soprattutto i nostri numeri sono buoni, perché riusciamo a soddisfare l'esigenza di salute dei pazienti. Sicuramente ora aspettiamo nuove strumentazioni e pensiamo di utilizzare nuove tecnologie, sempre
per diciamo, tutelare al meglio la salute del paziente. Qual è la situazione, diciamo, qui ad Agrigento, nel vostro campo, nel vostro settore? Ma è una buona situazione, se consideriamo che sono passati gli anni del Covid e abbiamo superato alla grande la situazione, non abbiamo grandi settimane di lista d'attesa, ma la cosa che voglio sottolineare con orgoglio è che finalmente abbiamo iniziato da qualche anno a fare gli interventi sulla retina, quindi della chirurgia vitreoretinica. Questa è una cosa fondamentale per l'utenza agrigentina per evitare i viaggi della speranza verso le altre province e siamo qui proprio oggi assieme ad altri colleghi delle altre province, di tutte le province siciliane, a parlare anche di questo, quindi non solo la chirurgia moderna della cataratta ma anche e soprattutto gli interventi della retina, quindi dal distacco di retina alle emorragie retiniche determinate dalla retinopatia diabetica. Qual è la situazione in questo senso ad Agrigento? Vabbè, ovviamente i dati sono sempre quelli regionali e nazionali, una cosa fondamentale è ovviamente la prevenzione del danno da diabete di fondamentale importanza e poi la prevenzione, andare dall'oculista almeno una volta ogni 6 mesi per evitare che da una lacerazione retinica si passi appunto al distacco della retina completo. La prevenzione è importante, di fondamentale importanza come in tutte le patologie. Questo momento di approfondimento dopo la pausa del Covid, ecco, quanto è importante questo momento di interscambio anche con altri colleghi che vengono da fuori? Importantissimo, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, rivederci in presenza e poter scambiare idee, opinioni, risultati anche di quello che abbiamo fatto in questi anni, seppur con le 1000 difficoltà dovute appunto alla pandemia, non è male, non è da sottovalutare. Gli argomenti trattati maggiormente quali sono? Oggi parliamo soprattutto della moderna chirurgia della cataratta assistita dal laser a femtosecondi, che è una novità diciamo assoluta nel campo della cataratta, e soprattutto della chirurgia vitreoretinica, cioè interventi sulla retina, dai distacchi distacchi trazionali dovuti al diabete, alle patologie maculari tipo il pacre maculare, il foro maculare e così via. Quindi possiamo dire che non c'è bisogno di andare fuori per questo tipo di interventi e che anche Agrigento è un'eccellenza. Anche Agrigento ha, diciamo, vuole dire la sua anche in questo campo. In effetti insomma, i numeri in questo senso stanno crescendo, la popolazione capisce che trova dei riscontri anche nel venire in ospedali un po' più piccoli rispetto ad altri come il nostro, ma altrettanto formati e attrezzati per venire incontro a questo tipo di patologia.